La Calabria è in zona rossa, lo ha deciso il ministro della Salute Roberto Speranza sulla base dei dati rilevati dall'Istituto Superiore di Sanità che tracciano un quadro di rischio per la nostra regione con l'indice RT a 1,37 e i troppi contagi registrati negli ultimi giorni. Da arancione a rosso dunque, con l'inasprimento delle misure determinate inoltre dalla situazione dei ricoveri in costante crescita e gli ospedali ormai al collasso. La zona rossa prevede scuole chiuse, limitazioni alla circolazione, si potrà uscire di casa solo per comprovate esigenze lavorative o problemi di salute, negozi chiusi, fatta eccezione per quelli di prima necessità. Insieme alla Calabria si coloreranno di rosso la Val d'Aosta e la Toscana. E quindi questa è la copertina scelta da Luca Chito, su un ragionamento che ovviamente dobbiamo fare insieme a voi. Intanto grazie di essere con noi, di averci scelto, di aver scelto il 10 che è TEN, la televisione che vi dà informazioni 24 ore su 24, ma partendo dal nazionale, dove c'è una situazione che arranca, dove cominciano a crearsi le prime crepe perché Salvini non vede di buon occhio alcune scelte fatte dal governo, dove c'è un PD che arranca, nonostante Letta poi dice che da nuovo segretario che ha raggiunto i risultati sperati, quindi le due nomine di due donne, per lui molto importanti, fondamentali, imposte per i gruppi di rappresentanza sia in Camera che al Senato, ma anche lì c'è una situazione che è a dir poco paradossale, perché ci sono 10 sigle, 10 movimenti all'interno dello stesso partito. Questa è un po' la situazione che si verifica in tutta quanta la nostra nazione, quando poi la politica non riesce a essere efficace per quello che riguarda la soluzione dei problemi del quotidiano. Ma spostiamoci da Roma e proviamo a guardare un po' più da vicino quelli che sono i problemi in Calabria, dove c'è molta confusione sulle somministrazioni dei vaccini, molta confusione sui tamponi, molta confusione sui numeri, perché i numeri poi non sono semplicemente un dato matematico, vanno riscontrati con quelli che poi sono gli oggettivi problemi e le oggettive difficoltà che sta attraversando la nostra regione, le nostre popolazioni, le nostre province, perché anche in queste ultime ore continuano a riempirsi inverosimilmente i pronto soccorsi degli ospedali che sono letteralmente stanchi, al collasso, non c'è più la possibilità, c'è bisogno di una iniezione non di energia ma di fattività concreta, perché da un anno e oltre che aspettiamo l'apertura dei centri Covid che non sono mai stati aperti o che in molti casi, come per esempio nella piana di Gioia Tauro, aperti ma non poi adeguatamente attrezzati non da un punto di vista delle tecnologie ma del materiale umano, cioè dei professionisti, dei medici, degli infermieri e degli OS che mancano, che ancora tutt'oggi continuano a essere carenti nei numeri per quello che riguarda il sistema regionale sanitario. Ma partiamo con il primo servizio, perché a proposito di nazione, il nuovo responsabile nominato da Draghi, che è il generale Figliuolo, è arrivato in Calabria, dice che i dati sono in media con quelli della nazione. Tappa al presidio militare vaccinale di Cosenza del commissario per l'emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo in visita in Calabria. L'arrivo anticipato da quello del presidente facente funzioni Nino Spirlì, che ha parlato della disponibilità dei vaccini, ha chiesto una tregua a chi critica il lavoro della regione e fatto riferimento ai contagi in crescita. Le dosi ci sono arrivate, stanno arrivando, il generale peraltro ci ha assicurato il raddoppio di alcuni invii, per cui le dosi ci sono e ci saranno. La cosa importante e evitare da questo momento in poi di polemizzare sulla situazione sanitaria calabrese, perché tutti quanti sappiamo qual è il punto di partenza della sanità calabrese. I numeri non sono confortanti, purtroppo i contagi sono in aumento, lo sappiamo, lo sapevamo e l'avevo anche un po' predetto. Poi, dopo un giro nella struttura campale, l'intervento con la stampa del generale Figliuolo, che qualche tempo fa si era detto preoccupato per la Calabria. Abbiamo chiesto al commissario se oggi lo è ancora. Io non è che sia preoccupato per la Calabria, io sono preoccupato per tutte le regioni affinché si possa chiudere il piano vaccinale e, come diceva il mio amico Fabrizio Curcio, il capo della Prociv, arrivare al momento giusto ai 500.000. Siamo in linea col piano, ieri la Calabria ha fatto 7.000 somministrazioni e siamo andati a livello nazionale a 243.000 ieri, quindi siamo in linea con il piano. Stanno arrivando, secondo i flussi prestabiliti, i vaccini, dobbiamo incrementare il numero di hub vaccinali
Qui stiamo incrementando perché l'altro ieri sono arrivati a rinforzo di quelli che c'erano un ulteriore medico e 4 infermieri, nei prossimi giorni arriveranno altri 2 medici, stiamo ricognendo gli hub vaccinali per implementarli, quindi renderli operativi nel più breve tempo possibile. Il dato è che a 13 mesi dallo scoppio della pandemia siamo ancora sul futuribile. Noi entriamo nelle vostre case, cerchiamo di portarvi la giusta informazione, facendovi ascoltare in maniera diretta ciò che dicono i protagonisti. Intanto da lunedì prossimo, che è 29, quindi da domani, noi saremo in zona rossa con tutto quello che ne consegue, anche per i danni all'economia, alle imprese, a tante imprese che ricordiamo stanno chiudendo. Ma la cosa strana è che la scorsa settimana Spirlì e Longo, in contraddizione con quanto appena affermato, dicevano cose completamente diverse. E in tutto nell'arco della settimana, siete voi a dover giudicare qual è stata l'azione concreta che ci ha portato nell'arco di 7 giorni eventualmente a migliorare la nostra posizione, così come è stato detto, perché lo avete sentito. Ma intanto sentiamo cosa dice Spirlì e soprattutto poi cosa dicono i sindacati dal punto di vista del lavoro. La Calabria non sarà zona rossa. Nel corso degli stati generali convocati da Spirlì non sono state dunque decise, come paventato alla vigilia delle riunioni, misure più restrittive per fronteggiare l'avanzata del virus. Zona rossa dunque solo dove necessaria. Sono aumentati i contagi fra i più giovani, stanno aumentando i contagi fra i più giovani, andremo a valutare territorio per territorio quello che sarà necessario. Spirlì ha voluto riunire rappresentanti di categorie, istituzioni e tutti gli attori impegnati nella gestione della pandemia per fare chiarezza e per fare il punto della situazione sul territorio regionale in merito ai contagi e ai vaccini. Non siamo in un momento facilissimo, però non siamo al bordo della catastrofe. Accanto a Spirlì anche il commissario Longo in merito ai ricoveri. Ecco le parole del commissario alla sanità. Terapie intensive sono ancora minimali occupate, ne abbiamo 156 ma sono occupate in minima parte. Non abbiamo un grosso intasamento come terapie intensive, assolutamente no. Non hanno partecipato agli stati generali per diversi motivi i sindacati. Li elenca Santobiondo, segretario generale della UIL Calabria, che critica la gestione regionale dell'emergenza pandemia. Riteniamo che Spirlì stia perdendo tempo e che non abbia veramente la contezza, e oggi si è visto, di quella che è la condizione della Calabria. Vuole chiudere le scuole prima e adesso dice che non è più zona rossa, ma è zona rossa secondo le condizioni dei territori. Non ha i numeri per quanto riguarda l'affollamento in terapia intensiva, se poi bisogna trasferire ricoverati in Calabria e in altre strutture fuori regione. Manca il tracciamento dei dati sui contagi e manca anche il tracciamento per quanto riguarda la condizione e la pianificazione per la vaccinazione di massa. Quindi di conseguenza oggi fondamentalmente c'è da discutere che cosa. Il confronto invece va fatto sul tema della ripartenza, sul quale invece Spirlì fa finta di non capire e continua a pensare che si governa la regione dal sedile posteriore della sua auto. E quindi poi, al netto di quelle che sono le dichiarazioni di parte, che però dobbiamo dire che sono condivisibili, perché rispetto a ciò che è stato detto e che vi abbiamo mandato nel primo servizio d'apertura in copertina con la visita del generale Figliuolo, con il capo della Progepi nazionale, i dati sono discordantissimi, soprattutto quello che dichiara il commissario alla sanità in Calabria, che io ritengo assolutamente imbarazzante, perché sembra sempre una persona poggiata, che sta insomma aspettando che qualcuno gli dica quale può essere la cosa più giusta da dire. Dall'altra poi il facente funzioni arriva, perché sappiamo che dopo la dipartita di Iole Santelli, purtroppo gravemente malata, abbiamo avuto questa nomina del facente funzioni, che ritengo sia, se non altro, in gran confusione. Ora, al netto delle battute del sedile posteriore della sua auto, ma governare una regione difficile come la nostra è inutile tornare sempre sui soliti ritornelli che per 11 anni siamo stati commissariati. Un'azione concreta, perché più volte ha detto che avrebbe aperto dopo sopralluoghi dei nuovi centri Covid. Vorremmo sapere dove sono, ma intanto qual è la situazione dei contagi in Calabria?
La mappa del rischio, la provincia di Cosenza dominata dal rosso, che vuol dire aumento esponenziale dei casi. Il direttore sanitario dell'azienda provinciale di Cosenza, Martino Rizzo, scrive a mano l'elenco dei comuni da tenere sotto stretta osservazione. Bisignano, Cariati, Casali del Manco. Ci sono altri comuni dove c'è stato un certo numero di casi, ma per fortuna sono riconducibili a un unico filone e in quel caso restano chiuse, diciamo, le attività tipo Paterno, per dirne una, e ci sono molti comuni che ancora sono sotto osservazione perché hanno manifestato un numero di casi molto alti. Fra questi comuni, per esempio, il più importante è certamente Corigliano Rossano. Il virus continua a circolare e c'è una data d'inizio per questa terza ondata. C'è stato il 14 febbraio, per esempio, che è una data secondo me un po' drammatica, perché tutto poi è riconducibile a certi festeggiamenti, a certe attività. L'area Covid segnalata su un foglio scritto a mano e affisso con del nastro isolante l'immagine della precarietà in cui si è costretti a lavorare in un ospedale come quello di Rossano, dove il pronto soccorso è stato adibito a reparto Covid. Gli operatori con lo scafandro nell'ambiente sterile, la tenda pre-triage della protezione civile, è una situazione ormai al collasso. Abbiamo tutti i posti di Covid, sia ordinari, intensivi e subintensivi, pieni, saturi, per il quale pertanto tutti i pazienti che sono pervenuti al pronto soccorso ho dovuto accettarli e creare l'osservazione breve, temporanea, per poter assistere al pronto soccorso. Naturalmente questo mi è stato possibile in quanto l'altro pronto soccorso di Corigliano l'ho organizzato per poter accettare i pazienti non Covid, quindi pazienti senza sintomatologia Covid. Naturalmente eventuali emergenze, anche non Covid, come ieri un'anemia, un infarto, siamo in condizione di assisterlo, di curarlo, di trattarlo, di rianimarlo. Il problema è soltanto che non abbiamo più i posti dove sistemare per un'osservazione prolungata di ore. Le ambulanze che non bastano per i trasferimenti. L'esiguo numero di ambulanze a disposizione sono tutte impegnate per trasferimento Covid. E ieri ci ha aiutato molto la città metropolitana di Reggio Calabria, dove abbiamo mandato almeno 2 pazienti. Naturalmente le ambulanze sono impegnate per ore e pertanto abbiamo anche un problema a modo di trasferimento. Si combatte una guerra a mani nude, senza uomini e mezzi, nosocomi come quello di Rossano, che resta l'ombra di se stesso, di ciò che è stato in passato, e sono i cittadini a percepirlo e denunciarlo. L'ospedale di Rossano non è nemmeno una casa famiglia, perché è venuto a mancare tutto, non c'è niente. La città di Corigliano Rossano è sotto stretta osservazione da parte dell'azienda sanitaria provinciale. I casi aumentano e con essi la paura di non sapere se e dove sarà possibile curarsi in una pandemia che toglie dignità al dolore. Sono ore complicate al pugliese Ciaccio di Catanzaro, dove non c'è più posto per i malati Covid, come conferma ai nostri microfoni il primario di malattie infettive Lucio Cosco. La situazione è abbastanza difficile e complicata. So perfettamente che i numeri, non solo miei, ma anche quelli degli altri ospedali calabresi, dimostrano come gli stessi ospedali sono in notevole sofferenza. Non va meglio a Cosenza, dove questa mattina erano 13 i pazienti in attesa di ricovero nella tenda dell'esercito, una situazione difficile già da ieri sera, quando è stato chiesto all'ospedale di Catanzaro di accogliere i pazienti. Ormai siamo pieni, l'unico modo è quello di rimettere il più presto possibile. Niente, fino ad ora abbiamo bilanciato le entrate, per così dire, le uscite, ma ora le richieste di nuovi ricoveri sicuramente sovrabbondano quelle delle dimissioni, per cui anche noi abbiamo un pochino di difficoltà. Ricordo che anche nella nostra provincia ci sono alcuni focolai che meritano l'attenzione. Cioè di fatto dopo 13 mesi in realtà il problema, la tragedia enorme che ha colpito l'intero mondo del Covid, noi in Calabria lo stiamo vivendo in questi giorni, perché i dati rispetto ai servizi che vi abbiamo appena mostrato sono ancora più preoccupanti, perché i numeri sono continuamente in crescita. E allora
giustamente, noi dobbiamo fare questo servizio della comunicazione, entriamo nelle vostre case e portiamo le notizie. Vi abbiamo fatto sentire i servizi prima e le dichiarazioni di Longo e di Spirlì, dopodiché poi siamo passati però alla realtà dei fatti, entrando dentro gli ospedali e sentendo quelli che sono i dati reali che si aggiornano di minuto in minuto. Ma a proposito di questo, c'è anche il discorso da commisurare con i vaccini. E in questo momento ci sono stati dei comuni che abbiamo dichiarato e abbiamo fatto vedere nei servizi, sono stati anche virtuosi perché sono riusciti, se non altro, a sopperire quelle che sono le mancanze, che erano le mancanze della sanità pubblica, adeguando degli spazi e soprattutto somministrando le dosi. Ma ora cosa cambierà? Sul fronte dei vaccini la Regione ha individuato 15 centri vaccinali per l'intera Calabria. Quanti saranno in provincia di Cosenza e i centri comunali saranno soppressi? No, questo non è detto perché noi abbiamo iniziato un'attività sperimentale per vedere se il sistema di prenotazione funziona. Per cui abbiamo iniziato diciamo sul doppio binario. Un primo binario con le prenotazioni come dovrebbero essere fatte, che sono quelle sulla piattaforma delle poste praticamente, che però in questo momento è molto limitato, quindi l'accesso prevede un numero di prenotazioni molto basse. Man mano, già da oggi, partiranno altri centri di prenotazione che amplificheranno il numero, però questo dipende sempre dal numero di vaccini che arriveranno. La nuova geografia dei centri vaccinali fa insorgere i sindaci che si erano attrezzati allestendo i punti nei vari comuni. Uno spreco di risorse, dicono, e disagi per i cittadini costretti a percorrere chilometri per raggiungere le sedi scelte. La nostra è una doverosa e una necessaria protesta. Come al solito subiamo le decisioni che arrivano dall'alto senza essere stati presi in considerazione. Dapprima siamo stati contattati chiedendo da parte dell'ASP massima disponibilità e noi ci siamo prodigati per quello che potevamo. In tempi rapidi abbiamo provato ad allestire al meglio quelli che poi sono risultati essere dei centri vaccinali di grande efficienza e di grande efficacia, dando pronta risposta ai nostri cittadini. Abbiamo comprato dei frigoriferi, abbiamo mandato il personale a formarsi, abbiamo dato il nostro personale per le attività necessarie alla compilazione di tutta la documentazione, abbiamo contattato i cittadini, abbiamo reso un grande servizio. Parlo del mio comune, ma così come in tante altre piccole realtà abbiamo vaccinato le persone anziane, gli over 80 nei tempi giusti. Oggi eravamo pronti e disponibili a continuare questo virtuoso percorso quando d'improvviso ci si comunica una piattaforma regionale, per carità certamente dovuta, necessaria, come nel resto d'Italia, perché noi siamo sempre in ritardo, quindi questa piattaforma da altre parti è partita molto prima, quindi noi accogliamo positivamente questa notizia che dà anche un po' di equità, un po' di forse di trasparenza rispetto alle procedure, ma non si comprende perché tutti i centri comunali non sono stati presi immediatamente in considerazione. Oggi un cittadino di Mendicino per vaccinarsi, persona fragile, vulnerabile, quindi anche questo è il paradosso dell'espressione, è costretto a trasferirsi per fare la prima dose di vaccino ad Amantea, forse a Rossano, perché è l'altro punto. Cosenza rende non pervenute, sono già sature tutte le postazioni. Quindi è evidente che c'è un'incongruenza intanto nella tutela anche della salute, perché costringiamo delle persone definite fragili e vulnerabili a mettersi in macchina, a fare degli spostamenti di 50 km con dei costi anche aggiuntivi e per sottoporsi ad una vaccinazione quando saremmo pronti e disponibili a farlo nel nostro territorio. Analisi lucidissima del sindaco di Cerisano.
E questo poi è l'assurdo, non si capiscono le motivazioni, non si capisce il perché di tali decisioni, ma soprattutto sembra veramente che tutto quanto sia fatto all'impronta, al momento, una sorta di improvvisazione che però sappiamo bene se mutuata da un mestiere antico come il teatro, di cui ieri ricorrevano ovviamente la giornata mondiale del teatro che nasceva per l'appunto 60 anni fa. L'improvvisazione non si improvvisa, anche da questo punto di vista bisogna essere organizzati. Invece noi abbiamo l'improvvisazione che tale rimane sia sulla carta che poi sui fatti. Perché? Perché, parlando di prenotazioni, sentite questo blocco di servizi. Europa, buongiorno. Sì. Salve, sono Gianluca Pasqua. Sì. Lei è di Cosenza? Chiamano in molti in redazione per lo stesso motivo. Hanno provato a prenotare la vaccinazione tramite la piattaforma di Poste Italiane adottata dalla Regione Calabria, ma non sono riusciti a ottenere un appuntamento, o lo hanno ottenuto ma molto lontano nel tempo o in sedi molto distanti dalla propria residenza. Il signor Raffaele, di 82 anni, quindi appartenente alla prima fascia, ci ha raccontato la sua esperienza. Nonostante sia over 80, cardiopatico e paziente oncologico, non aveva ricevuto la chiamata dopo la prenotazione via telefonica. Non è andata meglio con la piattaforma. Sua figlia ha immesso i dati richiesti. Risultato? Vaccinazione a fine luglio a Corigliano Rossano. Naturalmente Raffaele ha rifiutato perché ritiene di meritare un trattamento migliore. Disavventura anche per la signora Stefania, che ci ha inviato la sua testimonianza. Sono una persona affetta da una patologia su base autoimmune e che quindi rientra nelle categorie dei soggetti fragili. Da 2 giorni sto cercando di prenotarmi sulla piattaforma della Regione Calabria, ma senza alcun successo. Il sistema, dopo aver inserito i miei dati, mi rimanda a questa dicitura: i codici inseriti non sono corretti o non corrispondono a persona appartenente a categoria avente priorità nella fase corrente del piano vaccinale. E anche Luana ha riscontrato lo stesso problema. Sono la mamma di una ragazza affetta da grave disabilità. Da un paio di giorni stiamo riscontrando dei problemi sulla piattaforma. Io non riesco a prenotare il vaccino per mia figlia. Allora mi esce questa dicitura: i codici inseriti non sono corretti o non corrispondono a persona appartenente a categoria avente priorità. Stiamo parlando di una bambina gravemente disabile. Confrontandomi comunque con altre persone che hanno patologie autoimmuni, malattie rare, purtroppo nemmeno loro riescono a prenotarsi sulla piattaforma. Sono la moglie di Mattia Sottile, ammalato grave di Parkinson scompensato, con disabilità al 100%. Io ho provato a prenotare per vaccinarlo. Non sono riuscita sulla piattaforma di Cosenza. Ho chiamato Serrastiga, hanno detto che mi avrebbero richiamato. Ho prenotato sulla piattaforma nazionale con un collegamento con l'ASP di Cosenza. Stamattina mio marito è stato convocato per il giorno 5 aprile all'ospedale di Sicli, provincia di Ragusa, per la prima dose del vaccino vaccinale. Allora mi dica, ma i malati gravi, i disabili, li volete uccidere? E se poi non siete in grado di gestire la sanità e un minimo di vaccinazione ai soggetti fragili e in pericolo di vita, andatevene. Siamo stanchi, siamo stufi. E ora la Procura della Repubblica di Cosenza mi spiega perché non interviene e perché mio marito deve andare in Sicilia, in provincia di Ragusa. A questa segnalazione noi ve ne diamo una in contemporanea, proprio mentre facciamo questa trasmissione, perché uno dei nostri operatori, dei nostri tecnici, che è Piero Arena, che vive a Fagnano Castello, c'è un'anziana madre che ovviamente soffre di alcune patologie anche importanti, che è stata prenotata, stesso sistema, stessa piattaforma, addirittura da Fagnano Castello a Gioia Tauro. Allora, queste cartoline vorrei che arrivassero dritte nelle mani del generale Figliuolo, del commissario Longo e del facente funzioni Spirlì, che al netto di quelli che poi sono i proclami nelle giornate di grandi visite, quindi di telecamere, di taccuini che annotano notizie, devono capire che la situazione è grave e che soprattutto i calabresi hanno bisogno di risposte concrete, perché non è più tempo di continuare a dire
e a prendere in giro soprattutto le persone che in questa fase stanno veramente soffrendo dopo 13 mesi, che sono in situazioni veramente di gravità inaudita. Ma c'è una buona notizia che vi facciamo sapere, o almeno ci auguriamo e auspichiamo, in questo che è l'ultimo servizio. La ricerca oltre i vaccini, ci sarà anche un farmaco che bloccherà la replicazione del coronavirus. È uno studio italiano condotto dal professor Giuseppe Novelli dell'Università di Tor Vergata che ha dato risultati promettenti. Una nuova strada da percorrere con investimenti e sperimentazione per arrivare ad una soluzione alternativa alla prevenzione. Noi abbiamo bisogno, come ho detto più volte, di più armi per combattere questo virus. I vaccini sono indispensabili ed è fondamentale utilizzarli presto, perché abbiamo visto che funzionano e in paesi come l'Inghilterra e Israele hanno praticamente quasi ridotto, azzerato enormemente il numero dei malati che finiscono in ospedale. Quindi l'esperienza ci dice che i vaccini è l'arma giusta, ma non basta. Non basta, perché i vaccini servono per i sani e noi abbiamo purtroppo tanti ammalati e purtroppo anche gente che non ce la fa. E allora per questo ci vogliono farmaci e la ricerca deve scoprire molecole. Ed è quello che abbiamo fatto, individuando una molecola nuova che blocca un meccanismo nuovo del virus, cioè tutti ci siamo concentrati su come entra nelle cellule. Noi abbiamo cercato di capire come esce e abbiamo scoperto che questo virus utilizza alcune nostre proteine che l'aiutano ad uscire. Allora abbiamo pensato, se lo blocchiamo gli diamo fastidio. Esattamente quello che abbiamo fatto. Abbiamo bloccato e in qualche modo intrappolato, in provetta parlo, il virus che rimane nelle cellule e poi viene eliminato. Quindi questa è una strada nuova, interessante, ancora prematura, perché, come ho sempre detto, una cosa sono le scoperte delle molecole, una cosa è che devono diventare farmaco e per questo ci vogliono le aziende e ci vuole la sperimentazione sui malati, perché io non so qual è la dose giusta, a quali malati dobbiamo darlo, e abbiamo visto purtroppo che alcune volte i farmaci sperimentati non hanno funzionato poi su grandi numeri, quindi ed è quello che dobbiamo fare, però apre una strada nuova, un nuovo meccanismo per bloccare l'infezione. È chiaro che è auspicabile. Intanto ha detto che i vaccini vanno fatti e questo è un consiglio che noi diamo a tutti quanti, bisogna vaccinarsi, questo è chiaro. Dopodiché speriamo che anche questa ricerca, e a tal proposito noi sia al governo centrale che a quello regionale, va sostenuta la ricerca, vanno sostenuti i laboratori all'interno degli ospedali, delle università, delle cliniche universitarie, perché solo così potremo prevenire altre possibili malattie, ma soprattutto combattere quelle che attualmente ci stanno castigando. Per questo numero di Seven è tutto, ovviamente noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima settimana e il nostro invito è quello a fermarvi sul 10, sul 10. Questa è la vostra televisione che 24 ore su 24 vi garantisce informazione attraverso i TG e gli approfondimenti. Alla prossima!